Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento è l'avvocato Stefano Catuara, che ringraziamo per il nostro invito. Grazie avvocato. Vogliamo fare un po' il punto di come è stata un po' la situazione in genere nel 2025, ma anche proiettarci nel 2026 alla luce di un importante appuntamento che gli italiani saranno chiamati a partecipare. Parliamo del referendum sulla giustizia, in particolare un referendum costituzionale confermativo che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e la creazione di 2 consigli superiori della magistratura. La riforma, approvata dal Senato ma senza la maggioranza qualificata dei 2/3 necessaria per evitare il voto, sarà quindi soggetta a consultazione popolare. Di questo, ma anche di altro, avvocato, ne parleremo con lei. Ecco perché si è arrivati a questa decisione. Ma io dico che si è arrivata a questa decisione dopo tanto tempo perché si è ritenuta necessaria la riforma della Carta Costituzionale in una parte, in particolare sull'articolo 102 che poi spiegheremo, sull'articolo 104 e l'articolo 106 della Carta Costituzionale, per renderla più attuale e per dare una maggiore garanzia di indipendenza e autonomia alla magistratura, alla luce dei fatti storici che sono accaduti, che citeremo. Voglio innanzitutto precisare, e lei mi interrompe quando mi dilungo, che non si tratta di una riforma dei processi, non si tratta di una riforma cosiddetta della giustizia e quindi i cittadini possono avere le attese di vedere ridotte i termini processuali. È una riforma dell'ordinamento giudiziario. È importante spiegare questo perché quello che sta avvenendo in questi giorni è un cercare di fare dire cose diverse rispetto a quello che la legge dice, e in particolare, come lei precisava, si parla della separazione delle carriere. La si presenta in modo anche errato, sapendo già che le funzioni sono da sempre tenute distinte. Vi è la funzione requirente e vi è la funzione giudicante, quindi ci sarà sempre il pubblico ministero e il giudice. Questa riforma incide sulle carriere, e quando qualcuno precisa ma guardate, non serve fare una riforma per la separazione delle carriere perché pochi sono i casi di passaggio di carriere, non hanno torto, hanno perfettamente ragione. Ma allora entriamo nel merito, vediamo dove e per che cosa sono chiamati i cittadini. E come sempre, anziché dire è una riforma che mette a rischio la funzione inquirente, anzi vi è l'obiettivo da parte del Parlamento di mettere alle dipendenze del governo la funzione degli inquirenti e in particolare della magistratura requirente. Non la si riscontra nella riforma che c'è, è un processo all'intenzione, è un modo per restare ferme e lasciare lo stato delle cose così com'è. E allora dobbiamo interrogarci. A seguito del cosiddetto scandalo Palamara, non me ne voglia il dottor Palamara, quali sono stati gli interventi che la magistratura in modo autonomo ha fatto per evitare il ripetersi di quei fatti? La magistratura, come sapete, è organizzata in correnti e vi sono diverse correnti e poi fanno parte dell'Associazione Nazionale Magistrati. Come avviene questo? Con il seguente risultato,
che non v'è dubbio che il far parte di una corrente, per un verso apprezzabile, perché è una libertà di associazione, quindi è normale, come dire, in uno Stato democratico tutte le associazioni democratiche sono ammesse, quindi anche quelle formate dai magistrati. Ma è evidente che queste correnti hanno portato nella costruzione delle carriere di ogni singolo magistrato delle storture che vanno comunque evitate, dove non si guardava al merito, all'attività svolta di ogni singolo magistrato, ma si guardava alle appartenenze. Voglio semplicemente ricordare, io come sapete sono occupato del processo Mondante, e vabbè, vi sono stati dei magistrati che si sono rivolti a Mondante per vedere migliorata la loro carriera. E cosa dicevano in quei fogli? Devi parlare con questo perché fa parte dell'area verde, questo è di magistratura democratica, ognuno veniva sostanzialmente etichettato. Il referendum, che badate bene è importante perché siamo in presenza di un referendum costituzionale. Ma la nostra Costituzione è la più bella del mondo, non va modificata, dicono alcuni. Perfino il Costituente che l'ha voluta come Costituzione la più bella del mondo, una ottima Costituzione, ha previsto l'articolo 138, cioè le modalità di revisione della Costituzione, cioè quella di mantenerla aggiornata. Non è il primo referendum costituzionale che si fa in Italia, è un altro referendum costituzionale che si fa. Qual è la differenza rispetto al referendum cosiddetto abrogativo previsto dall'articolo 75 della stessa Costituzione? Perché nel referendum abrogativo si interviene per abrogare una norma e attenzione, lì è valido se vi è un quorum. Nel referendum costituzionale è valido se, ed è confermativo, se è approvato della maggioranza dei votanti, esclude i voti bianchi e voti validi, quindi non vi è richiesta di quorum. Per queste ragioni, a maggior ragione deve esserci l'invito al voto da parte dei cittadini. Non possono estranearsi perché quello che conta è la volontà popolare, quella che emergerà dalle urne. Volete la modifica così come viene proposta e allora in questo caso si vota sì, non la volete, si vota no. A giorni ci sarà la data di quando ci si recherà alle urne. Perché ci si reca alle urne? Innanzitutto perché non è stata approvata da 2/3 del Parlamento e quindi, come noterete, parlamentari di maggioranza e di opposizione ne hanno chiesto il referendum, ma è un fatto ordinario ed è, devo dire, per la prima volta un modo intelligente, perché non bisogna dividersi su questo referendum in destra o sinistra, ma bisogna dividersi su chi apprezza questa modifica e chi non apprezza tale modifica. Questo è il ragionamento, e quando vedo in questi dibattiti l'essere del PD significa essere contro, l'essere con Italia dei Valori significa astenersi, l'essere con le forze di maggioranza è un modo errato di porsi dinanzi agli elettori, perché io conosco diversi elettori del PD che voteranno favorevole a questo referendum per le ragioni che spiegherò, così come è possibile che vi siano elettori di centrodestra che non approvano tale modifica.
Io però dico, per i magistrati in servizio è previsto che possano passare dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa. Quindi se già c'è questa possibilità, Scusi, perché diciamo... scusi, quello parliamo delle separazione delle carriere, Sì, sì. ma vogliamo fare una cosa molto semplice? Vogliamo spiegare innanzitutto a chi ci sta ascoltando su cosa siamo chiamati realmente a votare? Sì, magari vedo che c'è un po' di confusione, altrimenti molta si gente crea magari... molta confusione, e siccome sono pochi articoli che sono stati approvati, io mi limiterò a darne lettura e commentare sostanzialmente questi stessi articoli. Parliamo di una riforma che è composta di 8 articoli. È evidente che non diederò molto gli elettori, perché l'articolo 1 dice poco, bisogna aggiungere all'articolo 87 della Costituzione il Consiglio Superiore della Magistratura requirente. Ed è evidente, perché la vera modifica sta in questo, cioè la possibilità di avere 2 consigli superiori della magistratura, una per i requirenti, l'altro per i giudicanti, e la vera novità è quella della istituzione della Corte disciplinare. Attualmente esiste la cosiddetta commissione disciplinare, che è una commissione del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa volta acquisisce una sua autonomia, viene istituita fuori da 2 consigli superiori della magistratura, quello requirente e quello giudicante, ha una propria autonomia e una propria indipendenza, e può decisamente meglio valutare, perché a questo viene assegnata sola l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati che sbagliano, e noi ci auguriamo invece di contenere gli errori dei magistrati, perché gli errori dei magistrati si è cercato da sempre di contenerli. Vi ricordate il referendum sulla responsabilità civile dei magistrati? Tutti gli elettori italiani hanno votato favorevolmente alla responsabilità civile dei magistrati. Dopo si è ritenuto che per essere il magistrato autonomo e indipendente non deve rispondere direttamente civilmente nei confronti della parte danneggiata, ma è lo Stato che ne risponde direttamente dal danno che si arreca. Il magistrato viene forse sottoposto ad azione disciplinare. Beh, oggi siamo in presenza di una riforma concreta. Vi è l'Alta Corte disciplinare che valuterà l'operato di ogni singolo magistrato e che sanzionerà quel magistrato che ha commesso qualche errore. L'articolo 2. Sull'articolo 2 non vi è nulla di nuovo, perché alla fine nell'articolo 2 dice, l'articolo 102 della Costituzione, sono aggiunte le seguenti parole: le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Non vi è una grande modifica dell'articolo, ma è una precisazione che si aggiunge, che si rende necessaria sull'articolo 102. La vera modifica in che cosa consiste? Nell'articolo 104. Questo articolo 104 stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. Attenzione, contro coloro che dicono che
con questa riforma vi è il rischio concreto di mettere la funzione requirente al servizio dell'esecutivo, viene smentito letteralmente da quello che la legge dice. La legge costituzionale conferma quello che già c'è, e cioè che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente da chi sono presieduti? Dal Presidente della Repubblica. Badate bene, a oggi il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, quindi nessuna sottrazione di potere, contrariamente a quello che si sente in giro, viene eseguita nei confronti del Presidente della Repubblica. Viene confermato che a presiedere i due consigli superiori della magistratura rimane il Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto rispettivamente il primo Presidente della Cassazione e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Guardate che ad oggi è così. Ad oggi ne fanno parte di diritto il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. E quindi rispetto a questo è vero che sono due consigli superiori della magistratura, ma sono presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica e in entrambi i due consigli superiori della magistratura ne fanno parte il Procuratore Generale e il primo Presidente della Corte di Cassazione. Andiamo agli altri componenti, ma anche in questo non vi sono grandi modifiche. Gli altri componenti sono, e qui la rivoluzione, il sorteggio, estratti a sorte per un terzo, ma attenzione, sono estratti a sorte da che cosa? Da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno 15 anni di esercizio della loro attività, che il Parlamento in seduta comune entro 6 mesi dall'insediamento compila mediante elezione. Mi fermo qui. Ad oggi, e guardate che sono eletti dal Parlamento in seduta comune. Qual è il vantaggio? Che è evidente che rispetto a questi ne conosciamo le origini politiche rispetto a questo, e comunque anche il cosiddetto componente laico può essere chiamato a risponderne al partito. In un modo diverso vengono estratte a sorte da un elenco che il Parlamento in seduta comune compila. Non v'è dubbio che per far parte di quell'elenco devono avere i voti dei 600 parlamentari, 400 più 200 tra Camera e Senato, ma il sorteggio non tiene conto della composizione parlamentare di maggioranza e di opposizione. Il sorteggio tiene conto della fortuna dei singoli sorteggiati rispetto a quell'elenco, quindi non vi è un immediato collegamento con il cosiddetto partito di appartenenza. Proprio per questa ragione è un forte richiamo a tutti i parlamentari di maggioranza e di opposizione
di mettere in quell'elenco persone capaci e meritevoli perché assolvono al compito importante di essere componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo criterio del sorteggio, come vedete, è un criterio che accettano i parlamentari, cioè la forza di questa maggioranza, di chi ha pensato la legge, è proprio sta in questo, di togliere ai leader di maggioranza la possibilità di indicare i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma di questo fatto che sto citando non lo dice nessuno, non lo leggo nella stampa, non lo leggo, non lo vedo nelle dichiarazioni dei pochi magistrati che partecipano a dibattiti televisivi, che anche cioè lì non c'è stata una bisogna partecipazione apprezzare quello che i parlamentari, gli attuali 600 parlamentari, tutti si sono privati loro ed in particolare hanno privato i loro leader di nominare i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. E questo è un fatto importante per favorire quella indipendenza e quella autonomia che si richiede a un componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Andiamo avanti rispetto a questo. 2/3 rispettivamente, abbiamo detto 1/3 nell'elenco del Parlamento in seduta compilato dal Parlamento in seduta comune, 2/3 rispettivamente tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti nel numero e secondo le procedure previste dalla legge. Devo essere sincero, a me non piace questa espressione che hanno utilizzato. Mi è sembrato lì poco coraggioso il legislatore. Avrei gradito il numero indicato in Costituzione dell'elenco, cioè non vi è dubbio che se il sorteggio avviene su un elenco di 10 nomi è facile conoscere i sorteggiati. Se l'elenco è fatto nel numero di 100 persone, di 200 persone, è difficile conoscere i magistrati. In questo si poteva essere più chiaro. Io critico non la riforma in sé, perché è un'ottima riforma, così lascio fuori qualche dubbio circa la mia posizione in ordine a questo referendum. Avrei preferito un maggior coraggio da parte dei parlamentari e non rinviarla alla legge ordinaria. Ma stiamo attenti, parliamo comunque di un elenco fatto da chi? Dai magistrati giudicanti e dai magistrati requirenti. E in quell'elenco è evidente che i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti sono chiamati tutti, così come è chiamato il Parlamento in seduta comune, a inserire persone competenti, capaci e meritevoli, perché solo tra le persone competenti, capaci e meritevoli possono essere sorteggiati chiunque, indipendentemente dalla corrente di appartenenza. Questa è la vera rivoluzione, cioè saremo in presenza di un Consiglio Superiore della Magistratura realmente autonomo e indipendente, cosa che ne abbiamo visto in diverse occasioni non è sembrato essere così. Ciascun consiglio poi elegge
il proprio vicepresidente. Attenzione, ad oggi il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura è eletto tra i componenti laici. Quindi il fatto che la legge prevede, questa legge costituzionale, che è eletto il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio nell'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune, è ribadire lo stesso concetto che oggi è presente in Costituzione. Il vicepresidente del CSM, i vicepresidenti delle due CSM sono eletti tra i componenti laici, così come attualmente sono sorteggiati tra i componenti laici. E anche il vicepresidente, anche in questo, non è il vicepresidente che è frutto di accordo tra i componenti laici designati, ma il vicepresidente è scelto mediante sorteggio. Questo fatto porta a dire che tutti i componenti laici sorteggiati possono, se sorteggiati, essere vicepresidente degli organi dei due consigli superiori, chiamiamoli così, consigli superiori comunque della magistratura. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica 4 anni. Scusate, è la stessa durata che hanno attualmente. Non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. Questo è un fatto positivo, perché si inserisce una sorta di ineleggibilità. Hai svolto quel ruolo per il quale lo puoi svolgere in modo decoroso, lo devi svolgere in modo decoroso e responsabile, non puoi partecipare e non puoi essere inserito nell'elenco nei 4 anni successivi. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né fa parte del Parlamento o di un consiglio regionale. È evidente che questa ulteriore affermazione, che al dire al vero non aggiunge molto di nuovo, ma è significativa, a sottolineare l'indipendenza necessaria e l'autonomia necessaria nel giudizio. Ed è evidente, se costoro fanno parte di altri organismi, può incidere sulla loro indipendenza e sulla loro autonomia. È evidente, direttore, lei, se mi interrompe, possiamo parlare direttamente, diciamo, di continuare su questa riforma, perché poi con questo è finita. Sì. Dico, direttamente. Perché non si è arrivati a unanimità nel Parlamento? Perché dico c'è stato questo scontro? Perché è un fatto particolare. Voi ricorderete che la bicamerale di D'Alema, in parte questa riforma ripete quello che era stato discusso nella bicamerale. Allora c'erano molte persone della sinistra, e anche autorevoli, che sostenevano le ragioni di questa riforma. Oggi si sente perché era frutto di mediazione, di quant'altro, vabbè, sciocchezze. In realtà quella bicamerale è stata allora, come così continua anche ora, a volere boicottare questa riforma, perché la situazione attuale fa comodo ai pochi, considerato che i molti magistrati
corretti, onesti e capaci e meritevoli non fanno sentire la loro voce, non hanno dalla loro parte i mezzi di informazione, ma credetemi, ho la possibilità di confrontare, di parlare con molti magistrati e la gran parte di loro, o una buona parte di loro, accetta e condivide la riforma che attualmente è in corso. Forse si aspettava una riforma magari più ampia sulle problematiche è stata della presentata, giustizia. non vi è dubbio che i cittadini possono essere delusi, perché l'ho detto all'inizio, tutti parlano di una riforma della giustizia, non lo è, non è una riforma del codice di procedura penale, se non in parte per queste funzioni, ma sicuramente non incide nel processo penale, se non nei ruoli, nelle regole del processo penale. Non è una riforma del processo civile, non è una riforma del processo amministrativo, non è una riforma del processo tributario, ed è evidente che quando si parla allora bisogna parlare per quella che è, e per queste ragioni deve esserci un invito a chiedere, a informarsi, perché quello che sta emergendo da un po' di tempo a questa parte, che tutti parlano d'altro, nessuno della riforma, e concludono con forti critiche nei confronti di questa riforma. Più personale, più computer, insomma, vediamo che purtroppo i tempi della giustizia sono lentissimi. Non vi è dubbio, e così, grazie all'utilizzo del PNRR, abbiamo visto l'utilizzo di tante nuove risorse. Beh, lì quello che bisogna fare è riempire gli organici della magistratura, riempire gli organici di coloro che svolgono ruolo amministrativo all'interno dei vari tribunali, in modo tale da arrivare e snellire, dare la decisione, la corretta decisione, la giusta decisione in tempi decisamente più rapidi. Non voglio però sfuggire su quella che è, l'abbiamo detto, il sorteggio, ma non è un sorteggio qualunque. E aggiungo, tutti criticano questo sorteggio, ma guardate che ad oggi, proprio nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, esiste un giudice che è composto tra persone sorteggiate. Se riflettiamo, esistono le cosiddette corti di assise, dove fanno parte i giudici popolari, con il risultato che i giudici popolari non è che sono nominati da qualcuno, sono sorteggiati nell'ambito di un elenco rispetto a quelle persone che manifestano la volontà, che fanno domanda per essere inserite in quell'elenco. E quindi anche l'idea del sorteggio è già presente, certo, nell'attuale situazione, non è proprio così rivoluzionaria. Andiamo a vedere dove incide, ed è la cosiddetta, quella che tutti guardano, la modifica dell'articolo 105 della Costituzione, che viene sostanzialmente sostituito per le ragioni che avevo detto prima, e dice: spettano a ciascun Consiglio Superiore della Magistratura, cioè quello giudicante,
un Consiglio Superiore della Magistratura, composto, come abbiamo detto prima, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzione nei riguardi dei magistrati. In buona sostanza, spettano ai due consigli superiori della magistratura le stesse funzioni che attualmente svolgono. Non viene modificato nulla rispetto a questo. Dove sta la modifica? Ed è giusto che i cittadini affrontano e sanno qual è la vera ragione dell'opposizione di alcuni magistrati o di alcuni parlamentari. Perché nasce un nuovo organismo. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti è attribuita all'Alta Corte Disciplinare. Ma vediamo come è composta questa Alta Corte Disciplinare e vediamo se è vero che può incidere sulla indipendenza e autonomia della magistratura o tutt'altro, la migliora, la favorisce, la garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Perché questa volta, a differenza di come avevamo detto prima, per 1/3 e per 2/3, ma non sappiamo il numero, è affidato alla legge ordinaria successiva, perché tutta questa riforma, state attenti, richiede delle leggi ordinarie di applicazione della riforma, entrerà in vigore un anno dopo, con il seguente risultato che non stiamo parlando di una riforma che entra in vigore immediatamente, subito, necessita di alcuni interventi legislativi previsti nella riforma stessa. Invece, e questo è l'atto di coraggio, di chiarezza da parte del Parlamento, per l'Alta Corte si stabilisce che è composta da 15 giudici, mentre nel Consiglio Superiore della Magistratura, giudicante e requirente, non viene stabilito il numero, ma ci dicono che è 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune, più che eletto, nel sorteggio tra l'elenco eletto dal Parlamento in seduta comune. Lo stesso vale per la parte, diciamo, di sorteggio che è nell'elenco tra i componenti eletti dai giudicanti o requirenti. Questa volta finalmente si stabilisce il numero. Non si dice solo 1/3, si stabilisce che l'Alta Corte Disciplinare è composta da 15 giudici, 3 nominati dal Presidente della Repubblica. E allora, dove sta il rischio di quando sento dire si vuole ridurre con questa riforma il potere, comunque il ruolo del Presidente della Repubblica? No, anzi, si rafforza, perché abbiamo visto prima che i 2 consigli superiori della magistratura, quello giudicante e quello requirente, è presieduto dal Presidente della Repubblica. Nell'Alta Corte Disciplinare 3 componenti sono nominati dal Presidente della Repubblica. E tra chi li nomina? Chi sono? Qual è
sono queste persone che possono svolgere quel ruolo e sono nominati non liberamente tra tutti i cittadini italiani, ma tra professori ordinari d'università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. E scusate, mentre prima avevamo visto una durata inferiore, questa volta anche per gli avvocati si aumenta gli anni di esercizio, cioè il Presidente della Repubblica deve sceglierli, li nomina, non è sorteggio, ma li deve nominare tra i professori ordinari in materie giuridiche, tra gli avvocati, non con il giovane iscritto, non me ne voglia il collega giovane, ma tra gli avvocati di esperienza, con almeno 20 anni di esercizio dell'attività professionale. 3 sono estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro 6 mesi dall'insediamento, compila mediante elezione. Quindi che significa? Che anche per l'Alta Corte disciplinare i componenti, il Parlamento si è privato di nominarli, la possibilità ce l'ha solo il Presidente della Repubblica, ma il Parlamento non nomina, ma fa un elenco e 3 di questi sono sorteggiati in quell'elenco che il Parlamento compila. E siamo a 6. Benissimo, e dobbiamo arrivare a 15. 6, nonché da 6 magistrati giudicanti e 3 requirenti, estratta a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. Abbiamo visto prima che nell'elenco precedente il fa parte del Consiglio Superiore della Magistratura. È sufficiente essere magistrato e quindi basta. Per far parte dell'Alta Corte disciplinare si richiede una maggiore esperienza, perché vogliamo garantire l'oggettività del giudizio e quindi anche per i magistrati ne fanno parte coloro che hanno svolto l'attività, e che così come per gli avvocati si richiede 20 anni, anche per il magistrato si richiede una maggiore esperienza. Ma questa riforma, con questa lettura, e nel frattempo ho dato lettura, ma non vuole veramente garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il far sorgere 2 consigli superiori della magistratura non è una migliore garanzia per l'imputato, per il giudicato, che nessuno ne parla, che finalmente sa di avere un magistrato giudicante, autonomo e indipendente, un requirente che deve trovare anche le ragioni e ricercare le ragioni della verità dell'imputato, e un difensore che sa veramente essere a pari o almeno si auspica tale, a pari del magistrato requirente. Ma non è questo il
l'obiettivo che aveva il cosiddetto codice Vassalli, ma la riforma che è stata fatta del processo penale, ma non mirava, non voleva realmente mettere l'imputato nelle condizioni di essere tranquillo, di rivolgersi a un giudice saggio, competente, capace, che in funzione delle ricerche, dell'attività delle rispettive parti possa dare un giudizio giusto. Ma non è questa la cosiddetta giustizia giusta a cui aspirano tutti, aspiriamo tutti i cittadini italiani. E allora quali sono le ragioni che portano ad opporsi a una riforma che poteva essere più chiara, poteva essere più coraggiosa, ma questo non significa essere contro, significa fare decisamente un passo in avanti per garantire tutti coloro che vogliono svolgere l'attività di magistrato, garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura giudicante, e io aggiungo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura requirente, e garantire i magistrati che in caso di errore saranno giudicati anche loro dalla cosiddetta alta corte disciplinare, composta da persone sagge, composta da persone autonome e indipendenti che sapranno esprimere un giusto giudizio sul loro operato. E allora l'altro aspetto, e non mi voglio sottrarre, definita così la riforma, l'Alta Corte elegge il presidente. Ce ne restano tre. No, abbiamo detto 6 più 3. 6 giudicanti e 3 requirenti, non ne resta più nulla. Abbiamo detto e 3 del presidente Mattarella. 3 il presidente della Repubblica. Perfetto. 3 sorteggiati tra un elenco del Parlamento in seduta comune. 6 sorteggiati un elenco tra i giudicanti, 3 sorteggiati tra un elenco dei requirenti. Quindi arriviamo a 15. Sono 15. Perfetto. Ma l'altro aspetto che è importante, che l'Alta Corte elegge, cioè significa i 15, attenzione, mentre nei Consiglio Superiore della Magistratura il vicepresidente è sorteggiato tra quelli che sono, diciamo, sorteggiati dal Parlamento, ma comunque rimane il sorteggio, l'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica. Oppure lo può scegliere tra quelli estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. Questa volta viene eletto. Perché dico è importante? Lo elegge tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall'elenco del Parlamento in seduta comune? Perché i 9 magistrati, i 6 giudicanti e i 3, e non v'è dubbio che hanno loro la maggioranza, se c'è una maggioranza, e quindi hanno la possibilità di scegliere attraverso l'elezione il Presidente dell'Alta Corte Disciplinare. Ed è un fatto, non vi è dubbio anche questo, che dovrebbe rassicurare tutti coloro che non credono nella bontà della riforma, perché questa riforma in realtà un obiettivo lo raggiunge. Non ci saranno più magistrati
che per diventare capo di DDA si rivolgono a politici o a uomini potenti. Questo è il vero concetto. Non ci saranno più magistrati che per diventare capo della Procura della Repubblica o capo del Presidente del Tribunale non si terrà conto del curriculum, dell'attività svolta, bensì dall'essere componente, così come è accaduto, di qualche corrente della magistratura, ma finalmente le carriere fatte sia per quello requirente che per quello giudicante saranno fatte in funzione della concreta attività svolta e finalmente viene valorizzato il merito. E quindi con questa riforma, a mio avviso, si raggiungono quantomeno tre obiettivi. Si garantisce concretamente l'indipendenza e l'autonomia del magistrato per essere trasferito da una parte o all'altra o essere avvicinato a casa. Non occorre far parte di una corrente, certo. con tutto quello che significa questo anche nel giudizio, nell'attività che sostanzialmente si svolge. Allora, se questo è lo scopo di questo referendum, non vi è dubbio che dobbiamo invitare tutti al voto per conoscere la volontà dei cittadini, certo. indipendentemente dal definirsi di sinistra o di destra, ma avendo da oggi Coscienza tutti di ciò la che consapevolezza di informarci per capire qual è il vero contenuto della riforma. Io non so se ci sono riuscito nel tentare di spiegare i pochi articoli che sono previsti in questa riforma, ma lancio l'invito a tutti voi che operate nel settore dell'informazione di dedicare maggior tempo non nel cercare di capire quello che non è contenuto nella norma, ma spiegare quello che c'è, perché quando il cittadino si reca alle urne si troverà di fronte quel quesito, e allora è giusto che ognuno di noi con piena consapevolezza si reca alle urne ed esprime il proprio voto. Questa significa anche democrazia. Certo, principalmente. E quindi da qui in avanti dedichiamo maggior tempo nello spiegare il contenuto concreto della riforma e diffidiamo di coloro che si soffermano su separazione, sui termini, separazione delle carriere. Avete visto che l'oggetto della riforma non è solo questo, eppure si concentra l'attenzione su questo aspetto. Diffidiamo di coloro che dicono vi è il tentativo di mettere la magistratura requirente al servizio dell'esecutivo. Non è vero, si garantisce maggiore autonomia e indipendenza alla magistratura requirente. Se la devo dire tutta, io nel leggere tempo fa un articolo di Luciano Violante ho condiviso la riflessione che fa, perché vi è
il concreto rischio di rafforzare tutt'al più la magistratura requirente. Ma per quel che mi riguarda, un buon funzionamento dell'Alta Corte disciplinare accetto di buon grado il rischio di rafforzare, perché apprezzo il lavoro di legalità che la magistratura requirente compie, che può compiere, purché fatto con senso di responsabilità, mantenendo la loro autonomia e la loro indipendenza e non essere al servizio di altri poteri. Lei ha spiegato benissimo una materia che, devo dire, obiettivamente non è molto spiegata bene, perché si parla si usano 2 o 3 termini e su questo si costruisce un dibattito, quando in realtà, diciamo, sono tanti. Ho letto proprio per queste ragioni, perché io si parla seguo il solo dibattito. separazione della carriera, bavaglio alla magistratura, il sorteggio, insomma sono 2 o 3 parole, senza che in realtà poi uno concretamente ne parliamo su cosa quindi speriamo di avere fatto un servizio giusto, come quello di informare le persone. Io avevo tante domande, ma il tempo è tiranno. Ecco, solo una domanda: un brevissimo bilancio di questa Agrigento capitale della cultura secondo il suo punto di vista. C'è chi dice che è stato un fallimento, c'è chi dice che insomma si poteva fare meglio. Ma io faccio parte di coloro che decisamente si poteva fare meglio, però non sono tra coloro che devono criticare ad ogni costo anche il risultato. È stata un'occasione perduta, non vi è dubbio, perché grandi erano le aspettative attorno a Agrigento capitale della cultura, ma proprio per questa ragione bisogna lavorare sul futuro e capire quello che non si è fatto e che si poteva fare. E siccome nessuno impedisce agli agrigentini di fare quello che era destinato a fare Agrigento capitale della cultura, e allora vorrei parlare di questo, non tanto del risultato raggiunto. Rispetto alle aspettative che gli agrigentini avevano, non è stato un grande risultato, ma con ottimismo, siccome Agrigento ha la necessità di andare avanti, superare una serie di bisogni, e allora iniziamo a discutere anche questo su Agrigento per le prossime amministrative. Quali sono le problematiche, e le conosciamo, che la città ha. Incominciamo a capire che significa vocazione turistica della città di Agrigento, perché pur essendo una città a vocazione turistica, questa vocazione non l'abbiamo sviluppata intanto. Non sono molti i turisti, ma non sono neanche pochi. Non v'è dubbio che per le potenzialità, per i beni che la città ha, sono beni che sono poco utilizzati, che possono causare, anzi che devono essere occasione per dare occupazione non solo agli agrigentini, ma anche a tutti coloro, all'Interland agrigentino, per favorire la crescita della città e la permanenza dei giovani. Quindi lei dà molta importanza al prossimo voto, ovviamente. Ma non v'è dubbio, ma attenzione, il problema che ha Agrigento, vero è, che anche nel confronto con le altre città non abbiamo fatto tanti passi avanti, ma è un problema che ha la Sicilia. Non è solo Agrigento. Agrigento è quella che è
la più isolata, il fatto che ancora manca un anello autostradale che collega Agrigento con le altre province, beh, la dice tutta. Quindi non è un fatto solo di carattere locale, bisogna avere una migliore consapevolezza e comprendere quali erano le ragioni che rendevano grande Girgenti e Akragas, certo. e cosa ha perso Agrigento rispetto alla centralità della Girgenti e dell'Akragas. Questa è una riflessione che deve essere, diciamo, occasione di dibattito con E noi saremo competenza presenti. Allora parliamo nelle anche, prossime amministrative. il tempo è proprio agli sgoccioli, parliamo anche di Raffadali, il collegio di Raffadali, quindi ci sono delle aspettative, anche perché a Raffadali si andrà a votare come si andrà a votare ad Agrigento, quindi parliamo della sua Sarà città. nella stessa giornata Raffadali interessata alle elezioni amministrative. Lì tra l'altro siamo anche in assenza di un consiglio comunale che è stato sciolto per non avere approvato in 2 termini il bilancio. La mancanza di un organismo democratico è un fatto grave per la città La di comunità, Raffadali, certo. e quindi deve essere un'occasione per dare un nuovo governo alla città e per mettere di nuovo Raffadali al centro dell'attenzione come lo era quando io ero giovane, cioè quando essere raffadalese costituiva un vanto, perché era la città che aveva istituito la mensa anziani, la colonia estiva, che aveva i centri sociali, che aveva una vitalità e una partecipazione democratica da parte di tutti i cittadini. Era la terra di Toto Di Benedetto, era la terra di Cesare Sessa, era un esempio anche per gli altri. E Raffadali deve riprendere, questo sì. Sono state fatte molte cose dal punto di vista infrastrutturale, va dato merito a chi ha governato. Il nuovo governo deve avere l'obiettivo di mettere quella comunità, di far mantenere, rinascere quella comunità e avere la pretesa di essere un riferimento, così come lo è stato nel passato anche per la provincia di Agrigento. E lei metterà a disposizione la sua esperienza, immagino. Non v'è dubbio che l'ho già manifestato di mettere a disposizione quindi della città di Raffadali la mia esperienza professionale e anche amministrativa. Non dimentico di essere stato assessore in questa provincia per diverso tempo, componente del Consiglio provinciale, anche questo quando le province funzionavano ed era considerato anche in questo un reale ente intermedio. Poi vi è stato un lungo abbandono, perché le dico, non bisogna dividersi secondo i vecchi schemi di destra e sinistra. Il danno sulle province non bisogna dimenticarlo, che a portarlo è stato il governo Crocetta, quando attraverso un'emittente televisiva nazionale ha annunciato l'abolizione delle province, e l'abolizione era soltanto nell'abolizione non dell'ente, bensì dei consigli provinciali, delle giunte e del presidente. Poi per lungo tempo è stato nominato un commissario e, come sta facendo, continua a sbagliare in questo anche la regione siciliana. Giorni fa io leggevo che un deputato regionale esultava perché
hanno inserito un fondo che prevede 55 milioni per rifare o manutenere le strade provinciali. Ricordo che 55 milioni non erano sufficienti per le strade provinciali della provincia di Agrigento. Vedere un deputato che esulta per la Sicilia con la stessa ammontare è evidente che ha poca considerazione o comunque conoscenza dello stato delle strade provinciali. Bene, ringraziamo l'avvocato Catuara per questa spiegazione molto dettagliata e precisa, che è voluto essere anche un servizio nostro per capire più a fondo le ragioni del referendum. Speriamo di incontrarci successivamente per parlare di altre tematiche importanti. Non v'è dubbio, direttore, lei mi chiama e io sarò ben lieto di venire nei vostri studi. È un piacere. Colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste, perché è questa l'occasione. Ci saranno altri momenti, prima evidentemente del referendum, per approfondire meglio le tematiche che il referendum pone. Bene, ringrazio sempre i nostri telespettatori, ricordo sempre che noi trasmettiamo su un canale in Smart TV in tutta Italia, sul canale 268, e in streaming sul sito televideoagrigento.tv. Questa trasmissione sarà pubblicata sui nostri social, YouTube e Facebook, e vi auguriamo tante buone feste. Anche a lei, avvocato. Buone feste a tutti.